2023 per Taranto significherà anche lavori. Lavori come se non ci fosse un domani, ragazzi. Insomma, è l'anno in cui verrà restaurato, ammodernato, cambiato, modificato il ponte girevole. E noi già tremiamo fortemente, come noi penso tutti quelli che ci ascoltano, anche quelli che ancora non lo sanno, ma quando lo sapranno tremeranno anche loro. No, vorrei far presente, diciamo, a chi si è lamentato in questi giorni, diciamo, fondamentalmente dei lavori che ci sono stati in centro. In realtà quello sarà solo un assaggio di quello che succederà a Taranto. E per sapere, diciamo, tutto quello che succederà quest'anno a Taranto ne parliamo con l'assessore vice sindaco Fabrizio Manzulli, che è al collegamento con noi. Buongiorno. Buongiorno. Ciao, Buongiorno a tutti e buon anno. Buon anno, Grazie, buon anno, assessore. Allora, l'anno è il 2023, è un po', diciamo, nell'immaginario collettivo l'anno in cui il ponte sarà risistemato, ma sarà in realtà l'anno di completo cambiamento per Taranto. Le abbiamo chiesto di fare una sorta di top 5. Quali saranno i 5 grandi cantieri che cambieranno il volto di Taranto in quest'anno? Ma io partirei dai baraccamenti Cattolica, che verrà finalmente restituito alla città, e quindi, diciamo, è quello di cui ne potremo godere di più, che, insomma, come sapete, ospiterà questo teatro meraviglioso, il distretto dell'innovazione su cui ci sto lavorando direttamente, quindi partirei subito da quello, perché sarà un'area assolutamente... Che lo ricordiamo è in fondo di Via di Palma, quasi di fronte all'ingresso dell'Arsenale, giusto per... Esatto, Via di Palma con poi quella che Via Leonida, diciamo. Esattamente, quindi anche questa grande piazza al centro, insomma, pedonale, pubblica, mi entusiasma. Poi andrei su Palazzo Troilo, sicuramente, Città Vecchia. Bello anche quello. Lo ricordiamo che è il palazzo che sta praticamente accanto a San Cataldo, di fronte al Tribunale per i minorenni, che è un po' il palazzo di una famiglia storica della storia di questa città. Quindi proprio cuore di Città Vecchia, nella piazza della Basilica, bello. Terzo posto. Quello cambierà completamente il volto anche di Piazza Duomo, perché insomma è particolare. Terzo posto, io direi terzo posto. Sono molto curioso di vedere finito anche Piazzale Bestat. Ok. Sì, che è dall'altra parte, ma insomma è l'altra parte della storia di Taranto, se vogliamo, no? La crescita che c'è stata dopo gli anni 60. Poi? Sono punti focali, diciamo, della città. E poi io direi anche i lavori di forestazione, perché anche quello secondo me darà un nuovo volto proprio alla città, ai tamburi, quindi la parte della foresta urbana che partirà 2023, parte il cantiere, insomma, quindi anche su quello. E poi l'altro, permettetemi, è appena uscito il bando della prima linea BRT, è un momento storico per la nostra città, quindi il cantiere che partirà delle BRT mi entusiasma, perché è quello che cambierà completamente la mobilità nella nostra città. Quindi, ma in un anno ce la faremo oppure dovremo aspettare il 2024? Ma tu hai la top 5 di quelli che finiscono, di quelli che partono? No, diciamo, un po' di ecco, tutto, no, vabbè, è un mix. No, dicevo così, più che altro perché voglio cominciare a usufruirne il prima possibile. Baraccamenti finisce sicuramente, gli altri, diciamo, sono Bestat che finisce, gli altri sono quelli che già partiti o che partiranno, insomma. Grazie all'assessore Fabrizio Manzulli per essere stato con noi. Il prossimo collegamento lo facciamo settimana prossima e sceglieremo la top 5 dei parcheggi, per evitare che uno come me, che vive in centro come lei, anche assessore, insomma, si suicidino troppo presto. Troveremo una modalità sicuramente. Intanto grazie.